Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara di recupero che vede scendere in campo Castellammare e Accademia Trapani. Musso, Messina anticipato, poi Ferotti scontro con Boa che molto veloce taglia il campo, poi lo tocca ed è calcio di punizione dal limite ed è anche cartellino rosso. Cartellino rosso, questo dunque dopo 4 minuti può veramente cambiare tanto la partita. Rosso per Ignacio Irusta. Lato portiere chiaramente. Va Messina con il mancino e poi Giliberti si presenta così al match. Capisce tutto Idrissu, guarda la porta, cerca anche il destro da fuori. Tra le braccia però di Di Paola che non ha problemi con questo genere di conclusioni. Calcio di punizione, la tocca e poi Giliberti. Adesso fa una bella giocata. Lancio lungo per Idrissu che può arrivare. Idrissu da controlla. Idrissu! E Di Paola si accartoccia su se stesso. L'aveva presa bene qui l'attaccante. Già, doppio passo, sovrapposizione di Musso che può crossare dentro! E poi non sbaglia sotto porta, dimenticato da tutti. Ed è vantaggio Castellammare nel momento migliore dell'Accademia Trapani. La sblocca il numero 9 con il sesto gol in stagione. 1-0. Battere subito da Arthur Re. Viene tanto subito tallonato da Musso che ruba il pallone. Musso attacca la porta. Musso! Giliberti! E la palla va in porta! Errore di Arthur in fase di impostazione. Si gira, viene fermato. Poi Musso non sbaglia con la punta. Un tiro quasi da futsal. 2-0. Buongiorno si ferma, finta, ottimo il dribbling. Poi cerca anche la conclusione da fuori. Di Paola mette in calcio d'angolo. Ci ha provato. Ferotti, ma lo guarda da lontano, poi scarica, inserimento, si gira, calcia! E sicuramente chiude anche la partita. Noto, entra in campo, fa gol, 3-0, tutto perfetto. Genovese, questa c'è l'ultima occasione per poter attaccare. Genovese apre sul secondo palo, spunta di testa, Nolfo! E poi mette tutti d'accordo Di Paola. Non è in posizione di fuorigioco, invece sì, perché fuorigioco di rientro da parte dei 17 e poi con questa azione dopo 3 minuti di recupero finisce anche il match. Sono 3 i gol del Castellammare che vince in casa contro l'Accademia Trapani con il risultato di 3-0.